Memorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Che giorno è? E qui mi vedete scomposto. Eccoci qua. Che giorno è? Su Radio Libertà, ovviamente, in simultanea con noi quando sono scoccate le 12:44. Noi, ovvero sia Francesco il Grande, magnificamente sulla tolla di comando tecnica, il sottoscritto Cicce Barbù. Siamo qui con la commissione interna che ha sancito 23 gradi e 7 la temperatura centigradi sopra lo zero, perché qui a Milano c'è un freddo birbone. C'è un freddo birbone. È brutto freddo cane, poveri cani che colpa hanno. Freddo birbone. Mentre esternamente ci sono 4,3 gradi, 67% l'umidità, la pressione si è attestata a 1021,2 millibar. L'abbraccio come sempre forte, fortissimo. Cominciamo fortissimamente, fortasse, quello che volete. La settimana l'abbraccio alla signora Adriana Angela, alla signora Clotilde e alla signora Carmela, che ci seguono, ma ci seguiscono anche, ve lo garantisco, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Gli altri supporti per seguirci, ve li ricordo sempre: la Radio DAB, le applicazioni iOS e Android per seguirci ovunque voi siate con i vostri cellulari sulla crosta del pianeta Terra, sulla crosta terrestre. Alexa, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook, indispensabile per orientarvi attraverso le nostre programmazioni, e ogni notte che il cielo manda in terra troverete le mie sinossi, le sinossi delle interviste che ascolterete poi in diretta, naturalmente, dopo le 13:35. Le sinossi sono a disposizione gratuitamente a tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Astenersi perdigiorno e fanulloni. E poi ancora Twitch, il sito di ultima generazione, e YouTube, che dove mi risulta siamo presenti in materie alterne. Allora, linee aperte, me le dimentico, quindi abbiamo 0292 94 7222. Lo voglio ricordare, 0292 94 7222, ed è attivo anche il servizio WhatsApp 340 670 9659. Replichiamo anche questo: 340 670 9659. Io introduco le interviste. Mi sono fatto l'idea che questo J.D. Vance sia, a me sembra, io lo vedo come il JFK, John Fitzgerald Kennedy repubblicano. Ha sollevato un vespaio, il discorso che lui ha pronunciato alla conferenza mondiale sulla sicurezza a Monaco. Naturalmente hanno preso quella parte che può essere, secondo me, può essere più strumentalizzata, quel riferimento all'AfD, perché lo sapete, magari se qui vediamo
eh, un esponente di Fratelli d'Italia in una foto vecchia di qualche anno con la camicia bruna e la fascia con la croce uncinata, ci fa più ridere che paura, almeno se posso percepire. Un partito tedesco che è un po', come dire, non disdegna certi ricordi, ovviamente a noi no, però possiamo capire che possa essere, diciamo, additato in una certa maniera. D'altronde hanno accusato di fascismo anche la Lega, quindi si può accusare chiunque di fascismo. Anche un po' Minniti addirittura sono riusciti tra le righe, quindi figuriamoci. Stavo dicendo che, come al solito, la vecchia frase: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, perché Vance, con un'energia non comune, ha messo davanti, ha messo l'Europa davanti alla sua situazione, che non può essere considerata positiva da nessuno. È una posizione deficitaria, popolazioni stanche, sfiduciate, crisi economica, la Germania in primis, che deve tornare al voto, elezioni anticipate. Credo che in Germania lo dicano in italiano perché non esiste la parola tedesca per indicare elezioni anticipate, non è concettualmente possibile nella lingua di Schopenhauer. E la Francia, Macron sta facendo le acrobazie e bisogna dire che gli avversari non riescono comunque a farlo cadere, quindi forse ci sono, noi simpatizziamo, lo sapete, per Marine Le Pen, però vuol dire che ci sono situazioni di oggettiva debolezza. L'Inghilterra sembrava, il nuovo leader laburista sembrava partito col vento in poppa ed è già nei disastri totali, e la Spagna è lì che dormicchia, anche se ha avuto un recupero di PIL abbastanza importante. Questo è la fase, il quadro economico. Il quadro sociale, lo sappiamo, proteste, scioperi, eccetera, e sfiducia nelle istituzioni europee, incombe la minaccia del green e soprattutto incombe la minaccia di una democrazia sempre più deficitaria, sempre più a singhiozzo, sempre più autocratica, perché Vance ha messo all'indice il comportamento dell'ex commissario europeo che si rallegrava perché erano riusciti a far saltare le elezioni in Germania e scusate, in Romania, e minacciano di farlo anche in Germania. Se questa è una democrazia, e quindi noi ne parleremo con Francesco Giubilei, anche perché Vance viene da il pensiero di Vance nasce dai confronti con gli intellettuali conservatori, i principali intellettuali conservatori americani. Non è quindi una figura strettamente politica, anche se ha fatto, se non sbaglio, il governatore, credo, è stato governatore forse dello stato dove c'è la Walt Disney, quindi lo stato, adesso non mi ricordo, non è l'Arizona, non è la Florida, come disse un tempo appena arrivato la Florida, roba da andare in bagno e tirare l'acqua e sparire dalla vergogna. E poi comunque è una figura che ha fatto carriera militare anche, e soprattutto ha un passato, un'origine che colpisce molto. La madre con grossi problemi, mi sembra, di alcol, il padre sparito, cresciuto nella povertà, insomma. Curiosamente, quando vedevo il boss Bruce Springsteen sostenere a spada tratta prima Biden e dopo Kamala Harris, pensavo: guarda che Kamala Harris è cresciuta, era figlia di 2 scienziati, 2 persone facoltose benestenti, è cresciuta nella Bambagia. Tu, caro mio boss, sei diventato famoso, Springsteen diventa famoso cantando la periferia, gli operai, i poveri americani. Perché quando scrive la celeberrima Born in USA è una canzone di denuncia, anche se poi furbescamente i reganiani l'hanno fatto propria come orgoglio nazionale. E quindi vedere che Springsteen
sosteneva e faceva il tifo per l'avversaria di una persona come Vance, che proprio fa parte proprio di quel mondo che lui, anche devo dire con grandissima bravura, non è tra i miei preferiti, però sicuramente è un grandissimo musicista, un grandissimo autore, Springsteen, e colpiva, insomma, lasciava abbastanza interdetti. Direi su questo possiamo fermarci. L'altro argomento, la terza pagina, ritorniamo nelle lande da me preferite, quelle del fumetto, perché a Pordenone, in quello che non è più il PAF ma il Palazzo del Fumetto, si svolgerà una mostra è già iniziata, dura fino al 25 di marzo se non sbaglio, no scusate, fino a domenica 30 marzo, la mostra delle foto di Paolo Barcucci, che ha fotografato tra gli anni 80 e 90 con la Rolleiflex. Se andate a vedere quella macchina fotografica a forma, non so se sia precisamente questa, ma è storica perché era quella forma parallelepidica, parallelepipediche, vabbè, alla forma di un parallelepipedo. E quello che conta è chi ha immortalato, ha effigiato i maggiori autori di fumetti di quegli anni. Eh, la particolarità sta nel dare un'identità, un'immagine, una foto, un volto a autori che hanno creato personaggi di fantasia che sono spesso entrati nell'immaginario collettivo, perché Corto Maltese, faccio per dirne uno, ma Valentina ci sono le foto appunto, o viene ricordato per le forme femminili, Crepa, scusate, Manara, Milo Manara, però dopo c'è il leggendario, la foto del leggendario, per me leggendario Andrea Pazienza, poi c'è Sergio Bonelli, Guido Nolita, quindi colui che ha saputo fare della casa editrice milanese una forza di estrema potenza, insomma. E poi Dino Battaglia, un altro gigante, Mebius, Giorgio Cavazzano, quindi, e poi tanti altri ancora. C'è anche la foto di Federico Fellini, che lo sapete, a Roma, sbarca a Roma da Rimini e fa le vignette, fa le caricature, è un disegnatore originariamente. E poi Vincenzo Mollica, il Mollicone, che è un po' se vogliamo, il Virgilio è stato un po' di queste figure, perché aveva la rubrica al TG1 fissa, amato un po' da tutti. E ne parleremo con la nostra ospite Silvia Moras, che fa parte del direttivo del Palazzo del Fumetto. Direi che di quel che c'è non manca nulla, manca di dirvi quello che sarà. Ci saranno i sondaggetti, i rilevamenti demoscopici, e ci saranno anche naturalmente i genetriaci che potremo già iniziare, e ci sarà la musica per voi, ci sarà Jim Pitney, e poi ci sarà Lou Diamond Phillips, sentiremo La Bamba, e poi un cantautore di ultima generazione piuttosto noto, famoso. Io lo conosco poco. Per preparare questa trasmissione ho ascoltato un bel lavoro, ascoltare canzoni è un bel lavoro, quelle giuste, non quelle che avete sentito. Comunque alla fine tutti 'sti ascolti, 11, 12, 13 milioni, dal punto di vista televisivo sono tantissimi, ma guardate che l'Italia è composta da 60 milioni, forse l'audience non prevede gli under 14, comunque quelli che voi che sembrate essere al centro dell'attenzione, voi che seguite il Festival di Sanremo, siete comunque la minoranza, pagate coi soldi nostri però anche. Scusate.
Ecco, comunque tu lo conosci Francesco, Ed Sheeran? Mi sembra bravo, mi sembra valido. Io s ecco, è sempre quella faccia che smonta tutto sto qua, madonna sa ma va te che ha 30 anni che è come se te ne avessi 90, beccio. Ma no, ma è No, triste. sì, ma no, ti stavo prendendo in giro. Sei sicuramente sei più autorevole di me nella conoscenza degli autori, soprattutto quelli, contemporanei. Sì, beh, ma a me piace, la malinconia piace, la triste comunque, mi è sembrato valido, insomma, ho messo insieme alcune canzoni che mi sono sembrate una buona offerta. Diciamo che oggi, 17 febbraio, era questo che offriva il convento, perché lo sapete la nuova linea è di farvi ascoltare la musica di chi in quel giorno compie gli anni, i genetriaci. Ehm, allora, li iniziamo quasi quasi con Sveva, perché sono le 12:59 e direi, facciamo partire per dare un po' di sprint la Bamba, sapevo che "Vamos a bailar la bamba". Allora, nuovo attacco di mosche alle parole di Mattarella non resteranno senza conseguenze. Questa è un po' la notizia del giorno, ehm, ma noi parleremo d'altro. Eh beh, forse anche di questo, perché anche in realtà poi con Francesco Giubilei parleremo anche di questo, perché lasciamo stare le polemiche Quirinale, Cremlino, quello che conta fondamentalmente è l'esclusione dell'Europa. L'Europa ha dibattuto, si è svenata l'opinione pubblica, eccetera, 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 poi alla fine tra Trump e Putin ancora un po', non so se ci sarà Zelensky al tavolo per le trattative. Ore 13, intervallo con La Bamba. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Allora, sempre in simultanea con noi, quando sono scoccate le 13.03, la Bamba e Sveva tutti insieme per iniziare questi genetriaci ricorrenze e commemorazioni del 29° giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Per tutti è un lunedì, lunes 17 di febbraio, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Che giorno è oggi? Che giorno è oggi? Ve lo faccio sentire io. Sveva, fammi partire da qua, da questo studio. Vediamo se lo sentiamo tutti. È la giornata del gatto, è la festa del gatto, e per noi cattolici questo è il suono più incantevole che possiamo sentire. Lo sapete che i gatti hanno sviluppato il miagolio, secondo alcuni etologi, proprio per comunicare con l'uomo. E per tutti qual è il mistero? Per quale motivo una creatura superiore come il gatto ha scelto di convivere con l'uomo? Io ho provato a chiederglielo, ma lo sapete, i gatti, voi mettetegli pure il nome, ma il loro vero nome non ve lo riveleranno mai. C'è una telefonata, se non ho capito male. Pronto? Buongiorno signor Pellegrini Lisetta. Buongiorno. Allora, è vero, oggi è la festa dei gatti, prima cosa. Seconda cosa, purtroppo mettiamo in nota la festa che c'è stata a Palazzago con della Lega, naturalmente, con Massimiliano Romeo, sabato. Allora, io volevo riassumere questo, signor Pellegrini. Qualche volta bisogna nominare anche loro, perché Romeo ha detto che l'autonomia e il federalismo fiscale, la Lega sta con i sindaci, e volevo dire in breve quello che ha detto lui, perché è giusto che teniamo conto, anche se non è Salvini, anche gli altri. Allora, noi non siamo né di destra né di sinistra, ha detto Romeo, né di centro, noi siamo della Lega, siamo diversi da tutti gli altri, e ancora vogliamo più autonomia, che i nostri soldi restino sul nostro territorio. Questo si chiama federalismo fiscale. Le priorità per la Lombardia. In questo momento, mi sembra che ha detto così, vengono prima le istanze delle comunità locali, ha affermato lo stesso Romeo. Quindi in primo piano le richieste avanzate dai sindaci, che si trovano ad affrontare compiti sempre più difficili, perché le risorse non sono tante. Quindi ha detto sempre Romeo, è necessario dare una mano agli amministratori, ascoltando le loro esigenze. E poi voglio aggiungere che attraverso l'autonomia differenziata vogliamo fare in modo che le risorse assegnate alla Lombardia per la sanità possano essere spese senza i vincoli che ci impone Roma. Quindi, ad esempio, se necessitiamo di più personale dobbiamo poterlo assumere, ha affermato lo stesso senatore. Sul fronte del trasporto pubblico, Romeo ha invocato, mi sembra, un ribilanciamento delle risorse. A oggi ci sono regioni a cui viene storicamente pagato per intero il costo del servizio. Poi ha aggiunto altre cose, questo mi sembrano le principali. Ogni tanto è meglio dar conto anche a loro. Va bene, perfetto. Tutto qua, io la saluto. Benissimo. E buona giornata. Grazie anche per questo contributo. C'è un'altra telefonata, fatemelo dire in coda a quello che ha detto la nostra ascoltatrice. Verrà mai in Italia quello che succede in Svizzera? Lo sapete come funziona in Svizzera? 3 tasse, quella al comune, quella al cantone e quella allo Stato. Così tu i tuoi soldi vedi come vengono impiegati, li vedi subito. Poi, essendo un federalismo sussidiario, il comune fa quello che riesce a fare, altrimenti subentra il cantone che prende i soldi per dare una mano a chi non riesce a fare le cose, che a dare una mano a fare le cose che un cantone da solo non può fare. Infine, stesso meccanismo per lo Stato. Non è poi così difficile, ma c'è un'altra telefonata, la parola chi ce l'ha? Pronto? Ciao Pierluigi,
Ciao. Beh, però il problema è che quando poi non arrivano i soldi dallo Stato, i comuni sono costretti ad aumentare le tasse. Quindi si Lo dice so. che diminuiscono le tasse, però aumentano nello stesso tempo. Comunque, al di là di questo, oggi è la festa del gatto. Io avevo un gatto che si chiamava Natalino perché lo trovai quando ci vedeva un giorno di Natale. Era nero, qualche disgraziato l'avevo messo sotto, io lo portai a casa. Quello ormai sembrava credere di essere un umano anche egli. Quando sono diventato cieco e telefonavo alla mia mamma, il gatto saltava sulle gambe della mia mamma e al telefono incominciava a fare miau 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 miau. Io non capivo che cosa mi volevo dire. Allora per educazione gli facevo anch'io miau e quello ricominciava da capo a parlare, chissà che cosa mi voleva dire. Comunque ora è in cielo ed è un bel ricordo per me e non voglio più avere gatti perché hanno una vita così breve, quindi ha vissuto 17 anni comunque il mio gatto, però purtroppo vanno via prima di noi. Ciao Pierluigi e a risentirci. Io devo dire una cosa, sono chiaramente in sintonia totale con Vito, anche con il discorso finale quando ho detto, non ho più voluto avere gatti perché hanno una vita breve. Io, mhmm io trasmetto, condivido quello che è successo a me. Dopo 13 anni il mio padrone di casa praticamente, il nostro padrone di casa, perché il mio di Rosalia e di anche di Rosa purtroppo è venuto meno, insomma, dopo una malattia, eccetera. È stato molto brutto, molto non pensavo, sono un egoista e di fronte al dolore scappo, quindi non pensavo di starci così male. E non volevo più. Ho detto: "Basta, basta", perché io, ehm, sono vecchio, ma non abbastanza da escludere che prendendo di nuovo un gatto non lo veda di nuovo morire e non voglio più, basta. Poi dai, ve la racconto tutta. Una domenica, la mia orsecchiota Rosalia era lì che piangeva poverina: non c'è il gatto". E allora va bene. E ha portato a casa 2 fratellini, il nerino e la tigrotta. Io sul momento avevo anche paura che l'affetto che ovviamente 2 gatti piccolini è chiaro che scatta subito un meccanismo affettuoso, affettivo, non serve essere gattolici, no, ma avevo un po' paura di tradire, il mio vecchio il gattone che mi ha chiamato lui Cice Barbò. Io vi garantisco che nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, da quando ci sono questi 2, a me sembra di vederlo che li guarda, che gioca con loro e l'altro notte ho sognato che lo accarezzavo. Quindi l'arrivo di questi 2 cucciolini, questi 2 gattini, ha tenuto ancora più ha scaldato il ricordo, del mio micione. E quindi io ve lo comunico, non voglio dirvi se attraversate un'esperienza così dolorosa e anche scioccante, è inutile che io venga a dirvi: "No, guardate che è meglio che", perché un anno prima una un'ascoltatrice con la figlia era ospite di Varin e c'era la figlia che è molto, triste perché le era morto il gatto. Dissi: "No, ma dovete prendere subito un altro perché altrimenti dovete prenderlo, eccetera". Poi quando è toccato a me io non ne volevo più, quindi ognuno faccia quello che si sente, però questa sono affari miei in un certo senso, a voi non possono importar di meno, però siccome tutti però l'animale ce l'abbiamo, fate conto che è una, condivisione di un'esperienza che abbiamo tutti in comune e io vi comunico approfitto di questo microfono per comunicare quello che ho provato io. C'è questo ascoltatore che segnala un un numero, sono i soliti numeri. Adesso anche quelli con lo 02, state attenti, possono essere sono truffaldini, bisogna stare attenti. C'è un registro dove iscriversi per evitare di ricevere questi numeri, non chiedetemi quale, adesso non l'ho a memoria. Mh. Ehm, Abbiamo intervistato, per cui il Parlamento non è tantissimo, un parlamentare della Lega che aveva spiegato i provvedimenti, si sta cercando di irrigidire. È un problema che tormenta sono queste zanzare che tormentano continuamente le persone che hanno altro da fare con questi messaggi,
E poi purtroppo peggio, il brutto è che non di rado sono anche truffaldini, come dicevo, truffano. Io all'ascoltatore, intanto grazie. Lui parla poi di un prefisso 059, prima di un prefisso 02 e poi di uno 059. E si sono fatti furbi perché prima c'era il prefisso quando tu vedevi il prefisso Australia, vabbè, ho capito. Adesso invece hanno raffinato. Speriamo che io spero che questo governo prenda provvedimenti come si deve e che non ci sia qualcuno che si mette di traverso come col Taser, come con altre cose, eccetera, eccetera, solo per il gusto di mettersi di traverso. Mattarella ha perso un'altra occasione di tacere durante un honoris causa a Marsiglia dicendo che la guerra in Ucraina della Russia è come l'espansione del Terzo Reich, un popolo russo che ha avuto oltre 20 milioni di morti dai nazisti e ha liberato mezza Europa sino a Berlino. Parli piuttosto dei suoi giudici subdoli e complottisti, lo aspettiamo ancora, ma silenzio, e i nostri piccoli politici lo difendono come se si fosse offesa l'Italia. La risposta russa è indirizzata personalmente a Mattarella, meritata. Vergogna, Maurizio, che la pensa esattamente come Marco Travaglio. E Marco Travaglio, anche Marco Travaglio ha ricordato, non so Maurizio, Marco Travaglio aveva parlato addirittura di 30 milioni, so che i russi il nazismo lo hanno partito in modo pesante, 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 quindi è incontrovertibile sia quello che dice Maurizio che quello che dice Travaglio. Accusare di nazismo i russi è un pochino, cioè no. Poi sono stupito che un politico molto prudente, molto attento, molto rasente i muri, come si è visto ai tempi dei lavoratori impoveriti come Mattarella, sia andato a sparare. Ci sarà un motivo di domanda, siccome in politica nulla accade per caso, potrebbe essere un argomento per le prossime interviste di Oltre la pagina, perché non è possibile che Mattarella si sia lasciato andare, perché è una espressione sciagurata. È come quando Joe Biden diede a Putin the song of the beach, che è figlio di P, puntini, puntini, puntini. Dai, che è meglio non cominciare a dire parolacce fin da lunedì mattina, che poi non è più mattina, sono già le 13 e 15. E quindi, ma mentre Joe Biden abbiamo visto che aveva come dire, dei colpi a vuoto, c'è una telefonata, allora mi interrompo. Mattarella no, anzi, lucidissimo. Non so, io devo pensarci per arrivare a una conclusione. C'è una telefonata che sto facendo aspettare. Pronto? Ciao Pellegrini, sono Marco da Mantova. Ciao. Le tue riflessioni mi hanno fatto venire in mente una cosa, che io suggerirei ai politici della Lega quando si confrontano con quelli del PD o dei 5 Stelle. Perché è nata la sinistra 100 anni fa? Per dare voce a chi non aveva voce, a chi osava contestare. E guarda caso, oggi danno dei nazisti e dei fascisti a coloro che osano contestare. Praticamente hanno raggiunto il potere, una volta raggiunto il potere si comportano come i veri nazisti, cioè censurano chi osa dire quello che non funziona, quando loro stessi in Europa hanno creato tutta una serie di situazioni che va contro il popolo, spesso il popolo che li ha sempre votati. Ti saluto Pellegrini, grazie, ciao. Ciao, grazie a Marco. Dicevo prima, in effetti, no, di Bruce Springsteen, che sosteneva la ricca e borghese, alto borghese Kamala Harris contro Vance, che invece è di origini decisamente popolane. Allora, in effetti, perché Mattarella è andato giù così pesante? Bisogna non io, non ho gli strumenti per indagare. Un po' di politica la capisco, dai, se no tanto voleva che andassi a fare altro e non stare dietro questo microfono. Ma cercherò dei politologi, la gente giusta per riflettere e ragionare, perché non per una curiosità morbosa, ma perché quello che muove il Quirinale poi è destinato a condizionare tutto quello che succede a questo paese, insomma.
Allora, scusa perché se divago, io voglio far capire alle persone che si vantano di pagare tutto con bancomat, stanno chiudendo gli sportelli bancari e di conseguenza la moneta di carta diventa introvabile da maneggiare. Sarà un modo per prenderci sotto ricatto e cadere in bocca ai tecnocrati. La nostra libertà non si compra, scrive Marco da Cassano Magnago. Eh, tra carte di credito e acquisti online, in effetti è sempre più raro eh, utilizzare la carta moneta, e questo potrebbe renderci, diciamo, più controllabili. Questo è un vecchio dilemma. Eh, questa è Carlina, festa nazionale del gatto, le 7 viti dei felini dall'antichità a oggi. C'è la foto di un certosino. Tantissimi anni fa vivevo ancora con i miei genitori e avevamo un certosino, e dai, fatemela raccontare, è anche simpatica, spero, penso, poi è veloce. E mio padre una sera mio padre stava preparando una bella grigliatona, le grigliate di Pellegrin Celso, poi non, cioè anche Pierluigi, ma quindi era una roba sostanziosa, roba abbondante. Torno a casa e mi accorgo che sotto il tavolo c'era questo certosino che stava sbranando non la prima, la seconda bracciola. Le aveva prese crude e le aveva tirata giù una e poi un'altra. Cioè si stava sbranando 2 bracciole. L'ultima parte mio padre gliel'ha lasciata, ormai lascia. Ha detto: "Ma papà, ma perché hai dato la bracciola? Come hai dato la bracciola al gatto?" Ah, si è messo a urlare. Insomma, si è scofanato queste 2 bracciole. Ci siamo pentiti di avergliela lasciata sbranare l'ultima parte, perché ha fatto 2 giorni, pensavamo morisse. Si era messo in giardino sotto un albero, sotto un pino, pancia all'aria, aveva la pancia larga così come un tamburo, pensavamo morisse perché beh, no, poi invece niente affatto, è sopravvissuto benissimo. Ecco perché Mattarella ha parlato da furbetto. L'Europa, dato che ha dimostrato il nulla sulla guerra, senza una proposta in tutti questi mesi, ora cerca di osteggiare la trattativa Stati Uniti-Russia per darsi peso. Penoso come il decaduto Zelensky, che ci vuole dalle lezioni da capo e richiede altre armi e soldi. Ma ha capito che sono cambiati i riferimenti, il suo popolo ha bisogno di altri leader e pace. E la Meloni riconferma appoggio sino a quando avrà tutto il suo territorio. Politica da piangere, chi la segue in silenzio, tra parentesi Salvini, ma non si può dire in Radio Libertà. Maurizio, ti ho appena letto, che te devo dire? L'Europa che ha dimostrato il nulla sulla guerra senza una proposta in tutti questi anni, ora cerca di osteggiare la trattativa. Chi la segue? Messaggio ripetuto. Viva i gatti, viva i gatti. Grazie Maurizio, un burbero dal cuore gatto. Allora, io ero ancora ai genetriaci, c'è una telefonata? No. Allora, Ralph Vallone, l'attore molto amato, famoso, e lui era calabrese di origine, ma ha giocato nel Torino Calcio, e poi l'attore di Riso Amaro. Poi Mario Uggeri, un maestro lodigiano, fumetti, ma non solo, illustrazioni, disegnò anche Tex. John Pitney, anzi, adesso facciamo sentire un John Pitney, sveva. Rene Russo, la bellissima Rene Russo, che ha detto: stare seduti è peggio che fumare. Io me la ricordo in Teen Cup, di chiare origini italiane. Marcello Veneziani, disperati si nasce, illusi e delusi si vive, beati si può diventare. Lou Diamond Phillips, la bamba, lui si chiama Lou Diamond Upchurch, è filippino di origine, chissà se la mia pronuncia è corretta. È stato definito il più grande cestista di tutti i tempi. Michael Jordan, 1,98 m, 198 cm per 98 kg di forza pura. La paura è un ostacolo per molte persone, ma è un'illusione per me. Leonardo Pirazzoni, il ciclone. Mi hanno anche portato al cinema a vederlo, mamma mia. Mario Calabresi, nel cognome del padre e non figlio d'arte.
Io lo dissi una volta, mi scappò in diretta radio questa immagine molto contrastante. Mario Calabresi, prima di diventare direttore, era anche editorialista di Repubblica, insieme a Adriano Sofri, il mandante dell'omicidio di suo padre. E ho pensato che fosse un'immagine davvero difficile da reggere. Dopo averla detta, abbi paura di essermi spinto un po' troppo. Quella volta poi, come Radio Padania, eravamo assolutamente sotto, eh, cioè sotto la lente di ingrandimento di tutti, davvero, ma sul serio, non era un modo di dire. E la Lega aveva il 4%, ma Radio Padania te la scandagliavano proprio minuto per minuto. E si vede che facevamo paura all'epoca. Sta di fatto che io avevo paura di aver esagerato. Poi qualche anno dopo ci sono stati dei giornalisti che hanno notato questa situazione molto scabrosa a dir poco, molto, io l'ho trovata anche crudele, no? Questa sinistra che dopo aver celebrato gli omicidi delle BR con tanto di champagne, soprattutto quelli del Corriere della Sera, è stato riportato spesse volte, poi ha assunto i figli di costoro, li ha presi anche, li ha anche adottati. C'è qualcosa che ha a che fare, secondo me, con la mitologia greca. Paris Hilton, l'ereditiera, se non sbaglio, lei ha avuto l'idea di fare il prosecco in latina. Però, e infine, se andai a dirglielo a quei di Treviso di una certa età, Ive Brusa, ci fu, è uscito dalla Lega, si chiamava come il calciatore dell'Inter, ex Muraro, ex presidente della provincia, che ha una certa età, forse addirittura più vecchio di me, e Zaia che invece è più giovane. Ci fu quasi una spaccatura politica, perché Zaia diceva, più giovane, poi magari anche forse mentalità più aperta, diceva che l'idea del prosecco in bottiglia poteva essere un'idea proprio per coprire il mercato, e per Muraro invece non si poteva accettare. Secondo me le due cose possono convivere, non esiste la birra in bottiglia e la birra in lattina, quindi vedete, non si è obbligati a scegliere. Adesso brevissimo intervallo musicale, fra un minuto vi leggo i sondaggiati. Pensate che questo era Sanremo 1965, Jean Pitney.
29,7 Fratelli d'Italia, sto leggendo i sondaggi di termometro politico, 22,4 il PD, 11,3 5 Stelle, 8,6 Lega, 8,6 Fratelli d'Italia, Azione Calenda 2,7, Renzi 2,5, Sinistra Verdi 6,5. Secondo lei il Festival di Sanremo conserva la sua attrattività oggi? Allora, sì per il 39,6%, no per il 53,4%. Abbiamo vinto noi che disprezziamo dal profondo del nostro cervello e anche del nostro cuore e anche del nostro stomaco quella orrida manifestazione di conformismo, di cattivo gusto, di pessima musica e soprattutto di tantissimi soldi che vengono ingoiati dai più o meno soliti noti. E diciamolo e denunciamolo. Il 7 non sa, comunque vinciamo noi, quasi il doppio. A Sanremo Carlo Conti è stato chiesto se si proclama antifascista, cosa ne pensa nel 2025 in un contesto musicale. Rappresenta un'ossessione ideologica, una domanda di questo genere, 47,7, anche se l'antifascismo deve essere un valore non credo fosse necessario, 14,5, credo che i giornalisti debbano essere liberi di domandare quello che vogliono, 15,9, il giornalista ha fatto benissimo, 19,5, e andiamo avanti. Andiamo avanti così. Ve la meritate l'Italia, ve la meritate tutta. L'amministrazione Trump, quasi azzerato USAID, si dovrebbe fare lo stesso con le agenzie simili italiana e europea? Sì, lo pensa il 31,5%, no il 40,3%, 7,8% non sa. Poi abbiamo, secondo lei, media e giornalisti in Italia sono prevalentemente indipendenti? Come negli Stati Uniti con USAID altrove, molti sono finanziati o influenzati dagli stati, ONG, centro di potere, 39,1. In molti negli ultimi anni sono stati finanziati dalla Russia allo scopo di indebolire l'Europa, 10,2. La maggior parte dei media sono faziosi, tuttavia si tratta prevalentemente di un'adesione spontanea a un'ideologia, 36,7. Nel sistema dell'informazione italiano la maggioranza dei giornalisti è fatta da professionisti seri e onesti, il 9,8 che afferma anche di credere al Babbo Natale, alla Befana, a Cappuccetto Rosso e a Pinocchio, e alla Fata Turchina, 4,2 non sa. Ovviamente quest'ultima parte l'ho appiccicata io nel tentativo di fare lo spiritoso. Ha fiducia nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il 43% sì, contro il 56,2%, il 56,4% no. Chiudiamo, togliamo la condivisione. Abbiamo già sforato. L'ultimissimo sondaggetto, allora. Questo è un EMG e abbiamo Fratelli d'Italia 30,2, PD 23,6, 5 Stelle 11,6, Lega 8, Forza Italia 8, Verdi Sinistra 5,8, Italia Viva 2,7, Azione Calenda 2,2. Bene, andiamo all'intervallo e tra poco cominciamo con Oltre la pagina. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina e iniziamo allora parlando delle reazioni, ma anche e soprattutto di ciò che ha detto il James David Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, alla conferenza mondiale sulla sicurezza a Monaco, e lo facciamo insieme a Francesco Giubilei, che peraltro vi consiglio di recuperare, se non l'avete letto, l'articolo che è apparso ieri sul giornale, dove vengono indicati i riferimenti proprio specifici, peculiari del pensiero di Vance. Non è un pensiero che non ha radici, non è un pensiero che non abbia anche diciamo delle fondamenta intellettuali solide, e quindi andrebbe affrontato, forse anziché politicamente ci si dovrebbe confrontare in altri termini, come penso volesse lo stesso Vance. Ma diamo la parola, intanto diamo il grazie, il saluto e il grazie a Francesco Giubilei di nuovo ai nostri microfoni. Benvenuto dottor Giubilei. Grazie a voi per l'invito. Allora, voglio partire però due considerazioni. La prima è la mia personale. Avendo una certa età, a me sembra, quindi vedendo le cose magari anche con l'occhio un po' rivolto all'indietro, a me sembra che Vance, confesso, a me piace tantissimo. Non dovrei dirlo, ma è per giocare a carte scoperte. Mentre su Trump a livello personale ho delle antipatie, J.D. Vance mi piace, è una figura che mi ispira tantissimo. Ma non bisogna ragionare ovviamente di pancia, bisogna ragionare di testa. Comunque a me sembra che mettendo insieme le cose, J.D. Vance sia il JFK, il John Fitzgerald Kennedy repubblicano. Mi dà questa impressione, mi interessava una sua opinione. E poi volevo anche dire, il riferimento all'FD invece è stata un po' un'ingenuità che ha dato destro alla sinistra di criticare Vance. Ho detto la classica frase: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Ma qui più che stolto era uno stolto interessato, quelli che hanno criticato Vance e hanno fatto finta di non sentire, di non aver sentito quello che lui ha detto sulle elezioni rinviate, sulla democrazia, e soprattutto poi la grande energia, la grande freschezza con cui ha detto queste parole, e il contenuto di queste parole così nitide, così chiare, suonano proprio con una freschezza, con una energia che in Occidente sembrava perduta. Prego. Partiamo dicendo che il discorso di Vance è un discorso che avremmo voluto ascoltare non dal vicepresidente degli Stati Uniti, ma dai leader europei, perché in realtà tutte le diagnosi che J.D. Vance ha fatto sui problemi dell'Europa corrispondono al vero, cioè il fatto che in Europa esiste un problema legato al free speech, alla libertà di espressione e di parola, il fatto che in Europa c'è una iperregolamentazione che blocca la crescita e blocca gli investimenti da parte delle aziende, il fatto che in Europa c'è un problema legato a un modello migratorio fallimentare, tanto che Vance si domanda, poi nei giorni in cui avviene un attentato in Austria e a pochi giorni da cui era avvenuto un altro attentato in Germania, quanti altri attentati dovremo vedere prima di aprire gli occhi, e quindi sono tutte osservazioni che avrebbero dovuto fare i leader europei. I leader europei però, come ben sappiamo, non solo in questi anni non hanno fatto riflessioni di questo genere, ma hanno portato avanti una linea politica che è una linea politica completamente diversa rispetto a quella linea che
invece J.D. Vance ha sottolineato. E quindi se oggi ci troviamo in una situazione in cui l'Europa è un attore geopolitico inesistente, se ci troviamo in una situazione in cui l'Europa vive un problema con l'immigrazione, se ci troviamo in una situazione in cui l'Europa non viene addirittura invitata ai tavoli, forse non dovremo prendercela con gli Stati Uniti, ma dovremo prendercela con noi stessi, perché abbiamo inanellato tutta una serie di errori, di scelte politiche errate che ci hanno portato ad arrivare fino a qui. Sul riferimento di J.D. Vance all'FDE va letto in un'ottica di provare a immaginare, cosa che oggettivamente questa volta vedo abbastanza difficile, ma magari in prospettiva potrà accadere, di immaginare in Germania un governo basato su un'alleanza CDU-CSU con l'FD, quindi un governo di destra. I numeri ci dicono che se i sondaggi verranno confermati, probabilmente in Germania si formerà un nuovo governo basato nuovamente sull'alleanza tra la CDU, quindi diciamo un partito di centrodestra moderato come la CDU e la sinistra, l'SPD, quindi i socialisti, con un'espressione però del cancelliere da parte della CDU, perché sarà il partito più votato. Invece c'è sempre secondo i numeri l'ipotesi che si possa poi formare in teoria un governo basato sul voto della CDU e dell'FD, che è un'ipotesi che da alcune correnti, da alcune parti viene portata avanti, e che probabilmente è anche poi l'idea che ha J.D. Vance, ed ecco il motivo per cui lui ha parlato con quelle modalità della AfD. Dico che in ogni caso, per concludere, che quello che vedremo domenica con le elezioni difficilmente potrà portare a uno scenario di questo genere, perché esiste ancora ad oggi in Germania un cordone sanitario nei confronti dell'FD. Assolutamente. Tra l'altro, riprendo quello che lei diceva all'inizio, no? Cioè, con J.D. Vance, questo è il mio giudizio, per carità, non sono tenuto, ma mi sembra che l'immagine sia di un'America, degli Stati Uniti, che riescono ancora a rinnovarsi, proponendo un leader giovane, non solo anagraficamente, perché quello che ha detto Alice Lane, per esempio, che è comunque segretaria di quello che fu il partito di Enrico Berlinguer, è vecchio, è stantio, è antico, non se ne può più. E questo è assolutamente un messaggio anche della distanza che c'è tra Europa e Stati Uniti, ma lei l'ha già spiegato, lo vediamo anche con il tavolo delle trattative. Non so neanche se Trump chiamerà Zelensky ancora un po', di sicuro l'Europa non la chiama, ed è una severa lezione. Però mi interessava, riprendendo l'articolo di ieri suo Giubilei, andare torniamo a riprendere a parlare la figura di Vance. Tanto io ricordavo, è di origine assolutamente il suo elegia americana, insomma racconta le sue origini umili, e quindi mi veniva da pensare, no, in campagna elettorale Bruce Springsteen, che sosteneva Kamala Harris, che invece era comunque di famiglia benestante, scienziati eccetera, contro Vance, che invece sembrava tanto, la storia di Vance sembra tanto quelle che cantava Bruce Springsteen nelle sue canzoni, le canzoni che l'hanno reso celebre. Ma al di là di queste contraddizioni, mi interessa Vance come esponente della destra post-liberale, con riferimenti a studiosi come Donin, anche Dreher e altri. Ecco, questo è un tema molto interessante che in Europa non è stato ben compreso, ovvero i riferimenti culturali, i riferimenti ideologici di J.D. Vance e di una parte consistente del partito repubblicano. Il discorso di Vance, che ha colto di sorpresa gran parte dell'establishment europeo per i toni, per le modalità, nasce in realtà da una precisa area del mondo conservatore americano che si è sempre di più diffusa negli ultimi anni, ma che in Italia è stata
snobbata, non sufficientemente approfondita e studiata. Se si eccettua un lavoro di traduzione che abbiamo fatto con la nostra traduttrice Giubilei Regnani, pubblicando in Italia Rod Dreher, pubblicando in Italia Yoram Mazzoni e portando in Italia vari di questi ospiti in conferenze ed eventi, in realtà non se ne è parlato più di tanto nel nostro paese, e oggi, quindi, visto che queste categorie non sono state sufficientemente studiate, ci si sorprende rispetto a quello che dice J.D. Vance, ma in realtà J.D. Vance affonda le proprie radici in tutta un'area che è l'area del cosiddetto post-liberalism, che in italiano traduciamo con ordine post-liberale. In realtà, diciamo, il termine liberal ha un'accezione diversa dal concetto di liberalismo classico che intendiamo in italiano. Liberal è più legato a una visione di sinistra, ma in ogni caso c'è tutta una corrente di pensatori che sono Patrick Deneen, che è Rod Dreher, che è Yoram Mazzoni, che hanno portato avanti in questi anni una forte critica nei confronti, per esempio, di una globalizzazione senza limiti, che hanno portato avanti una forte critica nei confronti del politicamente corretto, della cultura woke e della cancel culture, e lo hanno fatto sottolineando la necessità di difendere il free speech, di difendere la libertà di parola e la libertà di espressione. E quindi il discorso di Vance sintetizza tutto questo approccio, ed è una corrente che andrebbe in realtà approfondita, perché non dimentichiamoci che J.D. Vance, che ad oggi comunque è già vicepresidente degli Stati Uniti, però tra 4 anni Donald Trump non potrà ricandidarsi, e quindi i due papabili prossimi candidati alla presidenza degli Stati Uniti potranno essere o J.D. Vance o Marco Rubio, e quindi conoscere e approfondire i suoi riferimenti culturali e ideologici rappresenta un qualcosa di estremamente importante anche in prospettiva. Ecco, mi sembra, l'ha scritto anche lei, è particolarmente significativo che Trump, che diciamo è conosciuto e forse ammirato, ma anche temuto, odiato per questi toni sempre molto aggressivi, colpisce, no? Che abbia scelto come vice uno che 4 anni fa gliene diceva di tutti i colori, perché Vance era super critico, ipercritico. Poi ha cambiato posizione lo stesso Vance, però mi è sembrato quasi, e magari sorprende, perché abbiamo nel bene o nel male, no? Perché chi non sopporta la woke culture, gli va anche a me va benissimo l'aggressività, che non amo l'aggressività, mi va benissimo l'aggressività di Trump, che è quello che ci voleva per rimettere, diciamo, per cacciare indietro questo fideismo incredibile, no? Del pensiero politicamente corretto. Però colpisce che in un certo modo sembra quasi voglia seminare, voglia fare un partito repubblicano nuovo, svecchiarlo dai vecchi schemi, lasciare un partito repubblicano che abbia chiaramente l'impronta dello stesso Trump, e non potrebbe essere altrimenti, ma che in una figura come quella di Vance può veramente trovare il futuro. Come diceva lei, potrebbe essere presidente degli Stati Uniti anche per 8 anni, non solo per 4. Io sinceramente, ripeto, io gioco a carte scoperte. Dal punto di vista, un po' per quello che ho letto di lui, un po' perché aver letto Legge Americana, un po' per come si presenta, personalmente io a Vance non ne può importare nemmeno, ma se io fossi negli Stati Uniti stravoterei per lui. Quindi quando parlo mi faccio un po' andare, divento un po' forse tifoso, per carità, però appunto c'è lei che è uno studioso di questi fenomeni e quindi può correggermi o comunque fare chiarezza. Prego. Ma c'è una grande differenza tra Vance e Trump, e se dovessi usare una categoria politica, poi è chiaro che lascia il tempo che trova, diciamo, affibbiare delle categorie politiche a figure di questo genere, però se dovessimo farlo, io non definirei Donald Trump un conservatore. Donald Trump è una figura più post-ideologica sotto vari punti di vista, e non a caso nasce in quella stagione politicamente che è quella del 2016, post-Brexit, in cui anche in Europa c'era
una forte onda sovranista e quindi il movimento MAGA è post-ideologico sotto tanti punti di vista, poi chiaramente interpreta anche delle battaglie e dei temi che sono cari al mondo conservatore. J.D. Vance invece è diverso. J.D. Vance lo definirei proprio conservatore, perché ha delle posizioni che sono più in linea con un approccio di conservatorismo classico. La difesa della vita, per esempio, lui ha partecipato alla Marcia per la Vita, un'attenzione forte al tema dell'identità, un'attenzione forte alla libertà di parola e di espressione, una critica serrata al tema del politicamente corretto. Peraltro non dimentichiamoci che Vance è anche un convertito al cattolicesimo e come noi ben sappiamo i convertiti molto spesso hanno anche delle posizioni identitarie e valoriali sui temi etici, non solo, molto, molto ben definite, molto forti. E quindi lui lo si può a tutti gli effetti inserire all'interno di un alveo di conservatorismo, e il suo discorso e più in generale la sua figura non è un politico classico e tradizionale. Tutti ormai conosciamo la storia dell'eresia americana, di come è arrivato al successo con questo libro, del fatto che lui appartenga, diciamo, all'America profonda, a una famiglia appartenente ai ceti deboli, però bisogna anche sottolineare il fatto che lui in questi anni ha proprio coltivato delle relazioni, dei legami forti con dei mondi legati al conservatorismo americano, delle correnti culturali. È intervenuto alla National Conservatism Conference, per esempio, che è il movimento di conservatorismo nazionale molto influente negli Stati Uniti, ma anche in Europa. E quindi questo suo aver avuto dei riferimenti anche culturali, non provenire da un background più imprenditoriale, più direttamente politico, fa sì che sia una figura che quando interviene fa degli interventi anche forti, ma senza dubbio culturalmente strutturati. È un po' anche lui, mi azzardo, vengo affascinato dalla facile analogia, anche Vance è un underdog come Giorgia Meloni. Ma senza dubbio, sì, Vance è, diciamo, è il prototipo dell'underdog, sì. Ma Giorgia Meloni in Italia è un underdog. Io che ho una certa età mi viene in mente anche però il sogno americano. Lui mi sembra che incarni, ripeto, essendo un po' antico io, dottor Giubilei, sono ancora a presente i film con James Stewart, sono un po' legato all'America del sogno, all'America della seconda occasione, all'America dove tanti dei miei conterranei sono andati, sono emigrati dal Veneto, dal Friuli. A me sembra, io rivedo anche un po' quello, però una specie di ritorno di quello che è stato infatti non a caso, no? Facciamo di nuovo grande l'America, dice Trump. C'è anche questo in più per Vance. Assolutamente, c'è anche l'appartenenza per l'appunto a un mondo, quello dell'America profonda, che è quello dei cosiddetti forgotten men, ovvero i bianchi che fino a qualche decennio fa appartenevano anche al ceto medio, che si sono sentiti abbandonati, sono gli sconfitti della globalizzazione, ed ecco perché torna quella visione di cui parlavo poco fa del movimento del post-liberalismo, che critica fortemente determinate derive della globalizzazione e il fatto che stiamo entrando in un modello totalmente diverso di società. E questo l'Europa non mi sembra se lo sia reso conto, cioè noi non ci stiamo rendendo conto. Qua plasticamente abbiamo gli Stati Uniti che da un lato con Trump, se pensiamo in un solo mese di governo quante cose ha fatto, con che velocità, con che impatto sugli equilibri globali, e dall'altro lato noi abbiamo un'Unione Europea che ci ha messo 6 mesi solo per nominare la commissione, cioè noi viaggiamo con una lentezza ma neanche novecentesca, ottocentesca, con le diplomazie lente, ferraginose, burocratiche, mille
mille lacci, lacciuoli, e dall'altro lato hai un modello veloce, rapido, che pur essendo una democrazia, una grande democrazia, ha però una velocità, e questo è un qualcosa che deve far riflettere, a una velocità di azione che caratterizza solitamente magari dei regimi non democratici, e questo è, se vogliamo, la forza di quel modello lì, che rende oggi un presidente come Trump estremamente operativo, il tutto il contrario di quello che invece accade in Europa, e non a caso poi non riusciamo a far sentire la nostra voce sui tavoli che contano. Ecco, la lentezza europea, che chiaramente è figlia della stanchezza, no, non è figlia dell'attesa, rende, come dire, percorribile una strada per parlare anche in Europa di conservatorismo, neoconservatori, di destra post-liberale, come si stava dicendo su Vance. Questo è un tema che lei da anni, ci è capitato più volte che di parlarne nelle interviste qui a Radio Libertà con lei, sta portando avanti, e anche in base seppur giovane, alla sua esperienza su questo, i suoi incontri, i confronti anche in televisione, i suoi scritti, la sua casa editrice, i suoi articoli sul giornale. È un po', mi permetto di dire, dottor Giubilei, è un po' la sua stella polare. Ecco, a distanza quindi di qualche anno, e vedendo che negli Stati Uniti si sta aprendo questo, finalmente, mi permetto di dire io, finalmente, questa opzione, che è ben più di un'opzione. In Italia e in Europa come stanno le cose da questo punto di vista? Ma in Italia, e anche a livello europeo, c'è un movimento culturale strutturato, che ha anche forti riferimenti con il mondo americano, che in realtà da tanti anni parla e discute di questi temi. Il paradosso è che gran parte di questi mondi sono stati o ignorati o snobbati dall'establishment mediatico, culturale e anche politico dell'Europa, delle classi dirigenti, e quindi non si sono accorte che anche a livello europeo si stava formando e si è formato un modello alternativo, che politicamente guarda chiaramente in particolare i due gruppi europei, dei patrioti e dell'ECR, quindi il gruppo identitario e il gruppo conservatore, e che però ha portato avanti in questi anni pubblicazioni, conferenze, riflessioni, e soprattutto ha coltivato anche relazioni e rapporti con il mondo americano, e quindi in questa fase si trova chiaramente avvantaggiato nel capire, nel comprendere quanto sta accadendo negli Stati Uniti. Benissimo, direi una fotografia completa. Intanto la ringrazio, abbiamo esaurito gli spazi. Io saluto e ringrazio Francesco Giubilei, lo leggiamo anche sempre su Il Giornale. A risentirci a presto, e davvero ancora grazie. Grazie mille a voi. Stiamo andando verso la conclusione. Sveva mi faceva cenno, c'era una telefonata? Vediamo se è ancora... Pronto? Sì, pronti? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Telefono da Arona. Vorrei dire una cosa che a me sembra così lampante, che anche in una giornata di pioggia fa luce da sola. L'Europa è una cosa che non esiste, non fa niente. Adesso si stanno lamentando che Trump discute direttamente con Putin, ma in questi anni, 3 anni grosso modo di guerra in Ucraina, quali personaggi qualificati e importanti, diciamo, significativi sono emersi per andare a discutere con Putin o con Zelensky o roba del genere? Nessuno, sono tutti dei piccoli travet, delle mezze maniche infilati nei palazzoni a prendersi tanti soldoni, a non concludere assolutamente niente, anzi a fare danni, e adesso fanno la voce grossa: ci stanno tagliando fuori e qui non è possibile.
devono solo vergognarsi. L'Europa non esiste, come diceva il grande Umberto, l'Europa è la morte dei popoli, dobbiamo ritornare alle nazioni singole e volendo ricostruire l'Europa partendo da un'unità politica prima di tutto, secondo un'unità fiscale, dopodiché si potrà parlare di qualcosa. Buona giornata. Grazie, non c'è nulla da aggiungere a quello che ha detto l'ascoltatore, ma alla fine mi sembra, io avrei aggiunto, no? Ma alla fine l'ha detto lui poi. Io mi permetto di dire a questo ascoltatore che l'Europa esiste, ma non è Bruxelles, l'Europa siamo noi. L'Europa è quello che poi l'ha detto lui, quindi è inutile che io faccia il pappagallo. Ha detto lui, l'Europa è quello che spiegava Umberto Bossi. Ma esiste l'Europa, siamo noi, non so. Quello forse che dal punto di vista mediatico ci ha un po' imbrogliati e che passa l'idea che l'Europa è quello che vuole Bruxelles. No, Bruxelles è proprio l'anti-Europa. Proprio, e infatti le persone sono sempre più contrariate, per non dire schifate. Invece l'Europa della gente, dei popoli, che comunica, che commercia molto, che ha bisogno anche che ci siano i mercati aperti all'interno degli stati per poter commerciare e vivere meglio, quelli siamo noi. Secondo me noi dovremmo, prima o poi dobbiamo toglierla a quelli di Bruxelles che la stanno rovinando. Pensiero, eh, 14.01. Devo chiudere. Faccio i complimenti all'ascoltatore perché Arona è così bella che è bella anche quando piove, forse ancora di più. Pausa.
Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La critica è unanime. A Real Pain è uno dei migliori film dell'anno. Io e Dave siamo cugini. Nostra nonna era di qui, così Dave ha pensato a questo tour polacco geriatrico con voi, brave persone. Candidato a 2 premi Oscar. Gli voglio bene e lo odio e vorrei essere lui. A Real Pain, dal 27 febbraio solo al cinema. A febbraio... Va tutto bene, signora Darcy? Oh mio Dio, sotto quest'albero crescono uomini. Bridget Jones ritorna. Daniel! Piccolo Darcy, che si dice? Per un ultimo capitolo. Bridget Jones, è ora di vivere. Ti ho messo su Tinder. Bridget Jones, un amore di ragazzo, dal 27 febbraio al cinema. Dopo Perfetti Sconosciuti, la nuova commedia di Paolo Genovese. Ti ha fatto strano l'invito a casa? No. Mi piace il nido. Sono molti pensieri che affollano la mente. Tito Nido. Ma il nido, no, dai! Follemente. Vogliamo sdraiarci a tavola? Per me è un grande sì. Controllati, eri ironica. Dal 20 febbraio al cinema. A marzo. E lo sbirro diventa gangster. Il film più adrenalinico dell'anno. Tu non sei un killer, io sì. Arriva solo al cinema. Andiamo! Sei pronto? Ci puoi scommettere. Gerard Butler. Nella tana dei lupi 2. Pantera. Nessuno può fregarmi. Dal 6 marzo al cinema. Cara zia Lucy, stiamo venendo a trovarti! Una vacanza di famiglia in Perù! Nessuna vacanza di famiglia! Non abbiamo idea di dove sia. È mai stata così avventurosa! Devo trovarla. Ho fede che sopravviverete. Sarà divertente! Vedrete da dove vengo. Con la voce di Francesco Mandelli. Paddington in Perù, dal 20 febbraio al cinema. Eccoci di nuovo in diretta, salutare con voi con sono scocchette alle 14.06. Senti che fulmine, wey. Allora, la bamba che ho messo prima un'ora fa. Mi sembra che ci sia una telefonata che sta aspettando, perché una telefonata in attesa potrebbe significare in attesa, e quindi non prevista. In attesa. Allora c'è un ascoltatore o ascoltatrice che sta aspettando. Pronto? Sì, grazie. La Catena di Milano, buongiorno. Senta, Buongiorno. io mi sono sempre chiesto, lo sappiamo tutti, quanti soldi nel fare la somma noi abbiamo dato dall'inizio del 2002 all'UE sino ad ora. Cioè, quanti soldi ci hanno fregato in sostanza. Siamo partiti da 5 miliardi e poi avanti sempre peggio. All'Unione cosiddetta europea per me di escrementi. Poi c'è anche a dimostrazione, 1 euro, mi ripeterò come un pappagallo, per tutti vale 2.000 lire, tranne per i lavoratori dipendenti e pensionati, alla faccia dei sindacati e sinistri. Voglio dire, domanda, chi è che paga le guerre? Per dirne una. In più, ci sono le banche che dal 2001, a causa di quel Clinton maledetto, che gli venga un colpo, anzi comprese tutte Non si dicono queste cose, cose. che praticamente le banche sono diventate tutte speculative, rubando interesse a tutti. Questi soldi li usano a fare che cosa? Domando a tutti gli italiani normali. Io penso che per distruggere un popolo, ovviamente, ho sempre pensato che occorre invasione clandestina magistratura. Praticamente ci vuole tanto a capire, in aggiunta ad altri che vogliono. Praticamente di motivi ce ne sono tanti. Con la televisione che non fa altro che il numero delle televisioni che hanno a cuore il cervello alle persone, perlomeno in tentativo. Auguri a tutti comunque. Ciao, grazie. Grazie. Locatelli da Milano. Dunque, non auguriamo male, non serve, non usiamo, è un luogo pubblico, quindi per il resto io sono sulla sua stessa linea, perché mi incazzo quando sento il Landini lamentarsi del salario minimo. È per colpa dell'euro che siamo messi male. Ci sono i dati, ci sono gli studi pubblicati da Sole 24 Ore. Per colpa dell'euro che i lavoratori hanno perso potere d'acquisto. Principalmente, non solo, ma principalmente. E chi ha voluto l'euro? Non ha voluto l'oro. E adesso però non va bene. E quindi non mi stuzzichi Locatelli, che io divento un fiume in piena anche più di lui su questo tema, su questa fregatura che abbiamo dovuto subire. Imbroglio. C'è proprio quel cambio sfavorevole per permettere alle merci italiane di essere competitive e di combattere il debito pubblico. A pagarlo però i lavoratori, perché per essere competitive le merci italiane dovevano pagare poco i lavoratori.
Così di conseguenza poi hanno cominciato gli imprenditori ad aver bisogno di masse di immigrati, che hanno diminuito sia il salario che i diritti dei lavoratori, perché anziché prendere gli immigrati e dare loro il salario, i diritti di cui hanno diritto, si è preso queste persone che erano più disperate di noi, che avevano più bisogno, si accontentavano di poco e si accontentano di meno e vengono trattate anche peggio, di conseguenza stiamo peggio tutti, tranne chi comanda naturalmente. Vabbè, non ho altro non c'è nient'altro da dire. Andiamo avanti invece. Allora ricorda un Sanremo di anni fa quando un presentatore chiese all'ospite Pino Daniele cosa pensasse di Bossi. Pensai fra me e me che Capri c'entra con la musica, Gian da Brescia. Sì, che poi Pino Daniele ecco, vedete, Pino Daniele ha insultato Bossi, Pino Daniele è morto e Bossi è vivo nonostante il malanno che l'ho preso nel 2004. No, questo è così, scaramanzia di Bassaleghi. Allora, un cantante islandese. Allora, no, adesso Luca, non prendevi in giro, grandissimo intenditore, no, io il cantante islandese non lo conosco, giro comunque l'indicazione a Sveva, in chiusura prima delle 15, mettiamo Afdis, ce l'hai lì sul WhatsApp, Sveva? Non lo conosco nella maniera, mi stupirei di me stesso se lo conoscessi. Luca, tu cosa sei? Dì la verità, avevo un negozio di dischi, non lo so, ero un disc jockey, perché la tua onniscienza, conoscenza è davvero sbalorditiva e mi fa piacere che tu la metta mi fa particolarmente piacere che tu la metta in condivisione con la nostra radio, perché il più delle volte quello che tu ci proponi è davvero interessante. Nucleare, sì, grazie, ti aspettiamo se pensi che la Terra non sarà salvata dall'ideologia green. Venerdì 21 febbraio, Palazzo Pirelli, sede Consiglio regionale della Lombardia, Milano, alle ore 18, sala Giorno del Ricordo, in via Fabio Filzi 22. Ci sarà il sottosegretario, vice ministro anzi all'ambiente, Vannia Gava, poi Riccardo Pase, consigliere regionale e fondatore di Giovani Blu, Edoardo Ventafredda. Allora, ci sono i Lega Giovani che organizzano molto molto bene. Ti ringrazio. Non vedo il tuo nome, ma ti ringrazio per questo contributo. Allora, direi, vediamo se ci sono aggiornamenti. Il quadro clinico del Papa risulta complesso, cambiata la terapia. Forza Francesco, a me viene così. Io perché devo reprimere quello che mi sgorga dal cuore in modo sincero e autentico? Non condivido una riga, una parola della linea politica di questo Papa, me l'ho già detto. Non so cosa mi sia successo. Di solito non mai, soprattutto poi per i personaggi pubblici. Ma chissà cos'è questo. L'unico mi aveva colpito Albino Luciani quando ero ragazzo. Meloni, la legalità è una priorità assoluta per il governo. Locatelli, sì, l'ascoltatore che parlava dei magistrati. Allora, mi permetto di invitarlo a seguire domani. Avrò Maurizio Tortorella di Panorama, cioè avrò la radio e oltre la pagina. E ci sarà proprio c'è un bellissimo suo intervento, c'è anche un bellissimo suo articolo sulle origini della magistratura e del comportamento della magistratura democratica che nasce nel 64 come braccio operativo del PC. Poi racconta la testimonianza che l'avesse raccolta lui stesso nel 1994, un componente del pool di Mani Pulite, magistrato, che raccontava che quando lui si laureò nel 75 era iscritto al PC e al suo segretario chiese come posso essere utile al partito se divento avvocato? No, guarda che ne abbiamo anche troppi di avvocati, devi diventare magistrato, cerca di vincere il concorso. E quindi c'è una base, c'è una componente che ha una matrice politica ben definita, però c'è anche questo dato che dopo Tangentopoli è diventato un potere autoreferenziale la magistratura, che sta facendo quello che vuole lei.
perché sì, la componente di sinistra, quella di Magistratura Democratica, è forte e condiziona tutto il resto, tant'è che probabilmente rischia di venire eletto il presidente dell'ANM, quello che aveva detto Meloni è più pericolosa di Berlusconi perché non è ricattabile. Pensa che frase, cioè pensa che frase, e noi accettiamo ancora che ci siano i tribunali aperti con questi personaggi. Vabbè, tanto non so cosa ci possa fare, però almeno non accettiamolo più. E dicevo che il punto è che, a ricordare, come ricorda in questo articolo, ne riparleremo domani con Tortorella, nel 2008 Mastella Clemente, Sor Clemente, Sannita Mastella, aveva elaborato una riforma della giustizia che ottenne tutti i voti alla Camera, nessun contrario, pochi astenuti, e in questa riforma si rivedeva le intercettazioni, insomma sembrava tantissimo la riforma che sta portando avanti Nordio adesso, solo che era portata praticamente alle conclusioni 17 anni fa. Morale scattò un'indagine contro Mastella, non so se gli avevano portato in prigione la moglie, che era, non so se era sindaco o assessore o cosa. Dopo 9 anni assolti tutti quanti con formula piena, Mastella, la moglie e gli altri. Lui però fece saltare il governo perché non sentendosi protetto, poi fece saltare tutto. Quindi vedete, lì la magistratura di sinistra ha fatto saltare un governo di sinistra, quindi è ancora più pericolosa, perché sarei più così tranquillo se dovessero fare riferimento ai politici, e sono i politici di sinistra che si sono accodati alla magistratura, gli fanno fare quello che vuole e le fanno fare quello che vuole, quello ancora. Ma domani Tortorella Maurizio conosce benissimo questi argomenti, quindi questa è una mia opinione e avrò piacere di confrontarmi con lui e magari anche poi con voi. Allora, adesso andiamo con Qui Parlamento, perché c'è Rebecca Frassini che ci aspetta. È un contributo, una clip da Montecitorio, e ringrazio Sveva per averla reperita e adesso per fornircela. Qui Parlamento. Innanzitutto mi unisco anch'io ai ringraziamenti ai due presidenti della Commissione Bilancio, della Commissione Ambiente, al Governo, ai nostri uffici che ovviamente hanno svolto un lavoro come sempre eccellente, ovviamente anche al mio correlatore Stefano Benvenuti Gostoli. Nell'ambito della mia relazione, Presidente, illustrerò le disposizioni di cui agli articoli 2 ter, 4, 6, 6 bis, 6 ter e 7, contenute nel capo primo del decreto legge in esame, recante misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 9 bis, 9 ter e 10, contenute nel capo secondo, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In primo luogo, l'articolo 2 ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che tra le attribuzioni del commissario incaricato degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, nominato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge numero 19 del 2024, sia compresa l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti necessari al raggiungimento delle predette finalità, compresi quelli inerenti ai procedimenti relativi a funzioni già di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'articolo 4 reca invece disposizioni urgenti in materia di lavoro. La disposizione prevede in primo luogo la proroga, rispettivamente, di ulteriori 24 e 22 mesi dell'operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari. Il successivo comma 4, modificando l'articolo 25 ter del decreto legislativo numero 148 del 2015, prevede che anche i lavoratori beneficiari di contratti di solidarietà, al pari dei beneficiari di trattamenti di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione e crisi aziendale, possano accedere al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori, finanziato a valere sulle risorse del PNRR. A tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che li mette a disposizione delle regioni interessate.
Il comma 5, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previste nell'ambito del PNRR, nonché di continuare a fornire supporto all'unità di missione costituita per assicurare il coordinamento nella fase attuativa del PNRR. Proroga per ciascuno degli anni 25 e 26 le risorse già stanziate per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il comma 6 autorizza una spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative e di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo, in conseguenza della soppressione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Il comma 7 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 5 e 6. I commi 7 bis e 7 ter, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, prevedono un rifinanziamento in misura pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 del fondo di cui l'articolo 28 del decreto legge numero 48 del 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni di promozione e di utilità sociale, che valorizzino le competenze professionali delle persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità. L'articolo 6 reca disposizioni relative alla destinazione dell'8 per 1000 dell'IRPEF a diretta gestione statale. In particolare il citato articolo, nel modificare gli articoli 47 e 48 della legge numero 222 del 1985, adegua la disposizione sul numero delle categorie di intervento agli aggiornamenti normativi sopravvenuti in materia di destinazione della predetta quota dell'8 per 1000 IRPEF. Viene pertanto soppresso il riferimento al numero delle tipologie di intervento alle quali i contribuenti possono destinare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, una quota pari all'8 per 1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di uniformare la disciplina alle disposizioni del successivo articolo 48 della medesima legge, che prevede 6 categorie di intervento in luogo delle 5 indicate dalla disposizione soppressa. Con riferimento al predetto articolo 48, l'articolo in esame stabilisce che gli interventi relativi alla categoria recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche possono essere anche di carattere preventivo. Faccio presente inoltre che l'articolo 6 bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica una disposizione della legge di bilancio per il 2025, relativa al conseguimento degli obiettivi del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori, previsto dal PNRR, al fine di prevedere che le relative risorse siano assegnate alle regioni, previa intesa in sede di conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di precisare che le medesime risorse possano essere destinate anche al finanziamento di attività di formazione a iniziativa aziendale, anziché solo a iniziative di formazione attivate dalle imprese, a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma PNRR in materia di politiche attive del lavoro e della formazione. Segnalo che l'articolo 6 ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni di carattere transitorio in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, soppresso dalla legge di bilancio per il 2025, prevedendo che conservino efficacia non solo i decreti di ripartizione del predetto fondo, già adottati alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio, ma anche quelli il cui procedimento di adozione risulti già avviato alla medesima data. L'articolo 7 reca invece disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva. L'articolo, attraverso norme interpretative delle disposizioni di cui l'articolo 16,2 del decreto legislativo numero 242 del 1999 e l'articolo 14,2 del decreto legislativo 43 del 2017, esclude l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali e regionali e che hanno previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Agli enti pubblici che hanno
Anche in natura di federazione sportiva continua ad applicarsi pertanto la disposizione di cui l'articolo 6 della legge 14 del 1978, ai sensi della quale la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di 2 volte. Si prevede inoltre che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopra indicate. Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina in misura non superiore a quella attualmente stabilita nei confronti dei commissari o subcommissari nominati dal governo per diverse finalità di rilievo pubblico, con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. L'articolo 8 reca misure urgenti per l'attuazione della riforma 4 della missione 7 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativo al capitolo Repower EU. In particolare la norma, integrando l'articolo 28 del decreto legislativo 199 del 2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, demanda a un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dal medesimo articolo 8, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione, nonché delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia, anche al fine del rispetto del limite di spesa, fissato in misura pari a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 25 al 27. A tali oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui l'articolo 23,7 del decreto legislativo numero 47 del 2020, destinata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidente, se me lo consente, visto il poco tempo che mi rimane, depositerei la relazione ringraziando ancora tutti i colleghi ovviamente qui presenti in aula e tutti i commissari della Commissione Ambiente e Bilancio per i lavori svolti assieme nelle sedute di questi giorni. Grazie. Grazie a lei, onorevole Frassini. Ha facoltà di intervenire se lo ritiene. Qui Parlamento.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Tantissime cose si possono fare da questo sito, firmare per sostenere le forze dell'ordine e con esse anche le proposte leghiste all'interno del DDL sicurezza, consultare il calendario delle feste della Lega e iscriversi. È molto facile, molto semplice, versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti vi verrà recapitato alla maggiore per via postale, se di mezzo ci sono poste italiane. Io consiglio caldi, sinuosi, sentiti, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, è una scelta libera a difesa dell'Italia e in Europa. Non ti costa nulla perché questi soldi sono dello Stato, ma almeno se noi gli diciamo mettiamo questa sigla possiamo indicargli dove spenderli. In questo caso redazionale della Lega per la Lega, e noi veramente col cuore contento vi indichiamo il D43 per sostenere la Lega. Non vi costa nulla, solo scrivere D di Domodossola, 4 le stagioni, 3 il numero perfetto, D43 nel tuo 2 per 1000. Poi abbiamo le apparizioni radio televisive di loro, degli eroi della Lega, i politici. Questa sera, 4 di sera, Rete 4, alle 20:30 Alberto Bagnai. Domani, anzi stanotte presumo, il Parlamento Magazine, Rai 3, 055 con Tiziana Nisini. Domani, ora presto per chi vi parla, Agorà, trasmissione storica di Rai 3, alle 8 del mattino potrete ascoltare Stefano Candiani. Ancora Alberto Bagnai, responsabile economia, Sky TG24, economia è anche il titolo della rubrica, 17:15. Domani, sempre domani pomeriggio. Infine un tris per Alberto Bagnai, lunedì 3 marzo, in ora antelucana per chi vi parla nel cuore della notte, alle 8:35 Radio 24 mattino con Alberto Bagnai. E direi che consegui la Lega sa sul filo. Adesso andiamo all'intervallo e poi parleremo di foto e fumetto.
Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Buongiorno Sammy, buongiorno cari amici di Radio Libertà. Oggi voglio parlarvi del nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. A che cosa serve Bronco Free? Serve per tutti i processi alterati delle vie respiratorie. Avete presente quando abbiamo quel senso di pesantezza sullo stomaco, quando sentiamo che abbiamo la tosse secca, oppure quando abbiamo quella fastidiosissima tosse grassa che non ci fa dormire la notte e il nostro medico ci prescrive un mucolitico? Ecco, Bronco Free è un mucolitico perché contiene appunto la bava di lumaca, gli enzimi litici che aiutano proprio a fluidificare il catarro, favorirne l'espettorazione e riuscire veramente a uscire molto più facilmente da tutte le problematiche respiratorie che noi abbiamo, soprattutto in questa stagione. Mi rivolgo anche a chi è fumatore e quindi deve convivere tutto l'anno con la tosse. Bronco Free è la soluzione ai vostri problemi. Io oggi voglio farvi un'offerta straordinaria. Bronco Free potete provarne anche solo un flacone, 24 euro. In questo caso ci sono le spese di trasporto, ma la grande offerta oggi per voi è questa: 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, voi non pagate la spesa di trasporto. E se aggiungete dicendo ho sentito la pubblicità che ha fatto Miriam stamattina in radio, avete anche un omaggio da parte mia. È davvero Bronco Free la soluzione a tutte le problematiche respiratorie? Pensiamo anche ai nostri bambini, i nostri nipotini, li accompagniamo a scuola e il giorno dopo tornano, sono già pieni di tosse, pieni di raffreddore. Ecco, in tutte queste situazioni Bronco Free. All'interno trovate un bugiardino per capire bene come si utilizza. Vi ricordo che è senza glutine e senza lattosio. Come fare per prenotarlo? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408. Vi aspetto, ciao a tutti. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda, terza pagina. E abbiamo in linea Marco Dabbà, direttore del Palazzo del Fumetto, per parlare di questa mostra che si terrà fino al 30 marzo all'interno del Palazzo del Fumetto di Pordenone, l'antico e ormai passato PAF. Marco Dabbà, lo abbiamo in linea, lo saluto e lo ringrazio, bentornato ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori qui da Pordenone.
Allora, Marco, Click and Strip, parliamo di questa mostra che ritrae coloro che hanno creato personaggi che sono entrati nell'immaginario popolare, da Pratt a Pazienza, quindi sto parlando di Zanardi, sto parlando di Corto Maltese, sto parlando di Zagor con Bonelli, sto parlando di Valentina con Crepax, insomma i più grandi, ed è piuttosto particolare. Chi ha una certa età come il sottoscritto si ricorda noi appassionati dei giornaletti, che però manco conoscevamo, insomma non sapevamo nulla, tante volte non si firmavano neppure gli autori dei fumetti, Esatto. fino ai primi anni 70. E È questo proprio fotografo che ha fatto questi ritratti tra gli anni 80 e 90 con la Rolleiflex, Paolo Barcucci, ha quindi creato diciamo un book, no, è più di un book ovviamente, che poi serve a questa mostra per mostrare i grandissimi autori. Com'è nata questa idea intanto, Marco? Nasce da una domanda e la domanda è: ma che faccia hanno i disegnatori? Che faccia hanno i fumettisti? Allora, adesso in questo periodo storico diciamo che sembra una domanda retorica, perché magari Zero Calcare lo conosci, o altri Ossio, o questi che sono sulla cresta dell'onda in questo momento, ma non era così negli anni 70, 80, addirittura, come giustamente dicevi tu prima, per dire, insomma, Disney vietava addirittura di scrivere il nome, no? Cioè proprio nel contratto era vietato scrivere addirittura il nome, pensa a te, le facce, no? Invece loro, veramente in tempi non sospetti, il buon Paolo Barcucci, che era tra l'altro fondatore della gloriosa casa editrice Il Grifo, no? Col quale aveva collaborato anche Vincenzo Mollica, per dirne uno, insomma, e prende appunto alla fine degli anni 70 e comincia e dice: ma sai che qua nessuno conosce bene le facce di questi mostri sacri, perché poi, come dicevi tu, sono quelli che hanno creato queste cose che sono entrate poi nell'immaginario collettivo, come Corto Maltese, come Valentina di Crepas e questi. E dice: ma sai cosa facciamo? Noi andiamo a trovarli nel loro studio, li facciamo un'intervista e facciamo anche un reportage fotografico. Questa cosa poi, a distanza di anni, è diventata una testimonianza preziosissima, perché tu qua trovi i più grandi, dicevamo prima, Crepax, Andrea Pazienza, Tanino Liberatore, Milo Manara, Ugo Pratt, Mebius, Mattioli, Muñoz, cioè veramente i più grandi sono stati fotografati da Paolo Barcucci, e hanno, come dire, c'è questo reportage veramente interessante. E noi, all'interno della nostra attività del Palazzo del Fumetto, che vuole indagare un po' tutte le sfaccettature di questo mondo, ci è sembrata un'idea intrigante, interessante, far vedere proprio le facce dei disegnatori, specialmente di questi grandissimi disegnatori, diciamo, del recente passato, insomma. Una testimonianza che si allaccia all'esperienza del fumetto, fotografia e fumetto insieme, è un binomio che mi sto accorgendo di questo, però parlo con cautela perché sono impressioni. Ho l'impressione, Marco, lo chiedo a te se posso essere sulla strada giusta. Parliamo della fotografia. Ho l'impressione che ormai la fotografia digitale, no? Che è diventata ben più che egemonica e che ha riempito anche, no? Perché tutti, non io, ma la maggior parte delle persone fanno le foto col cellulare, poi le mettono sul profilo Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Non dico che sia una tendenza quello che dico adesso, ma avverto in più di qualche persona la nostalgia della vecchia foto, quella con il negativo, quella che aveva quell'intensità, che trasmetteva un calore, può essere un calore, che riusciva a trasmettere il senso dell'immagine più, secondo me, di quanto non riesca col digitale, non riesca il digitale oggi. Sfondi una porta aperta. Guarda, quella prima cosa che ho detto a Paolo Barcucci quando ho visto gli originali di queste fotografie,
ho detto questa cosa qui. Mi sorprende la morbidezza di queste foto, che è una cosa che non c'è nelle foto digitali, che sono molto rigide. Qui c'è proprio ripeto, una morbidezza, perché non mi viene altro aggettivo da dire, perché ti danno proprio la sensazione dell'umanità di queste persone, che sono sì fotografate, ma sono veramente ritratte, no? È quasi un ritratto, no? E farlo con la pellicola e non appunto con un file, effettivamente devo dire che qui almeno si percepisce, e infatti invito tutti a venirle a vedere, proprio perché è difficile da spiegare questa cosa. Proprio lo vedi guardandole da vicino. Tra l'altro sono veramente consultabili, se mi permetti, proprio da vicino, perché puoi andarci proprio con un palmo di naso, non c'è il vetro, per cui tu le vedi proprio come sono state stampate, e ti dico la verità, sono una testimonianza, oserei dire, viva proprio di questi personaggi, che in tanti casi non ci sono più, insomma, no? Perché né pazienza né battaglia, per dire, o Crepax ci sono ancora, però mi hanno proprio questa idea di essere qui presenti, e io che ci sto passeggiando in questo momento mentre parlo con te in mezzo, mi sento veramente bene, devo essere sincero. Vedo tutti questi grandi del passato e me li sento vicini, proprio per questa cosa che dicevi tu, per cui sono assolutamente d'accordo con te. Bellissima la foto, quella di Bonelli, sono tutte fantastiche, ma quella di Bonelli, senti che c'è Nolita, che c'è Zagor, che c'è Mister No. Sì. Da quelle parti. Sì, no, Stavo è anche bellissima. C'è Dimmi. una foto bellissima di Ugo Pratt che sta parlando e sta spiegando chissà cosa. Io ho delle idee su cosa gli sta spiegando, ma sta spiegando delle cose a Sergio Bonelli, e vedi questa come dire, questo dialogo intenso, intensissimo, no? E ci sono delle espressioni che, ripeto, come dicevi tu, solo la pellicola riesce a trovare e a portare fuori. E è una caratteristica di questa mostra, cioè tutte le foto sono foto assolutamente spontanee, non sono foto in posa, sono foto rubate in tanti casi, foto proprio fatte negli studi di questi grandi artisti, per cui sono molto informali e danno proprio l'idea come dire, di quello che era la vita del disegnatore in quegli anni, insomma, no? Oltre a tante altre cose. Per esempio ci sono una foto bellissima di Pazienza che prende un premio da parte di Ugo Pratt, no? Che è una foto bellissima, a Lucca, negli anni 80 questa cosa, no? Anzi penso proprio nel 1980. E come vedi veramente questi personaggi che si aggirano in giro per Treviso Comics negli anni 90, no? Vedi Giorgio Carazzano con una pubblicazione sotto il braccio, o queste cose qua che insomma danno proprio l'idea delle persone più che di disegnatori, no? Infatti, ma penso anche le foto, no? Cioè, senza nostalgismi, per carità, da parte mia ci sono, e come se ci sono, però penso innanzitutto alla matericità che viene dal materiale stesso. Una foto digitale non è fatta, anche se tu la stampi, non ha lo stesso materiale, lo stesso lavoro, eccetera, eccetera, che aveva la foto. Poi anche il fatto che comunque io purtroppo non ho esperienza, ma per fare bene le foto ci voleva veramente conoscenza, ma anche quelle, ancora di più per quelle spontanee, cioè l'idea della luce, l'esposizione. Io mi ricordo un amico che faceva anche fotografo, avevamo fotografato la stessa cosa, lui la sua foto con la stessa macchina fotografica, la sua era un'altra cosa rispetto alla mia, perché aveva messo un foglio bianco al posto giusto, quindi rifletteva la luce, eccetera, eccetera, eccetera. E credo che quindi sia questa occasione. Intanto si dà perché non so quanti poi hanno comunque, soprattutto quelli, i boomers, no? Come me, magari alla fine non tutti hanno presente, hanno visto le foto di questi grandi maestri o l'hanno viste poco, e insieme quindi fumetto e fotografia che ci offrono questa testimonianza splendida, insomma. Sì, assolutamente, è proprio una testimonianza. Ti dico che poi è diventata preziosa nel tempo, perché magari all'epoca, mi diceva lo stesso Paolo, che loro non avevano, come dire, coscienza di questa cosa. Hanno fatto sta oretta così, e ho detto va, facciamo questa cosa, ci sembra interessante. A distanza di 30 anni è diventato un documento storico bellissimo.
Ci sono tra l'altro c'è un imbucato di eccellenza, Federico Fellini, mi ho letto, e Sì. poi ci sono le ragazze della redazione di Linus e c'è anche Vincenzo Mollica, che è uno dei divulgatori di giornalisti che ha contribuito a rendere con la sua rubrica quella, non penso ce l'abbia più, al TG1 mi sembra che l'avesse, ha Sì, contribuito era Dore Chagulb, no? Che era questa, Eh. adesso lui era in pensione, però tra l'altro lui era il grande appassionato di fumetti, era il giornalista più longevo di tutta la RAI da quando esiste, per cui è incredibile. Quello che dicevi prima di Fellini è molto interessante. Noi avevamo messo una citazione, anzi Paolo Marcucci in realtà ha messo una citazione di Fellini qui vicino, che parla di Möbius, no? E del grande Jean Giraud, e è una citazione che è di totale sudditanza da parte di Fellini rispetto a questo grande del fumetto, no? Perché lui dice, te la leggo velocemente: mio caro Möbius, tutto quello che fai mi piace, persino il tuo nome mi piace. Nel mio Casanova ho chiamato Möbius un personaggio del vecchio medico. Era un modo di mostrarti la mia simpatia. Tu fare un film di fantascienza è uno dei miei vecchi sogni. Tu saresti il collaboratore ideale, tuttavia non ti chiamerei mai, perché sei troppo completo, la tua forza visionaria è troppo temibile. Cosa farei io in queste condizioni? Questo lo dice Fellini di Möbius. È incredibile questa cosa. E c'è la foto, per cui è bella questa cosa, no? Beh, tra l'altro Fellini, come ricordavo, scende da Rimini a Roma e inizia, se non ricordo male, come caricaturista, disegnatore. I suoi storyboard, che poi, come sai che dico sempre, no? Il fumetto è tante cose, tra cui lo storyboard anche è un fumetto, no? E gli storyboard di Fellini e dei suoi film sono celeberrimi, sono anche stati esposti proprio perché a lui piaceva proprio passare per il medium del fumetto prima di passare al cinema. Per cui c'è dentro in questa mostra, c'è dentro in fotografia, ma c'è dentro anche, diciamo, come disegnatore in realtà. Assolutamente. Allora possiamo concludere, direi. Ricordiamo anche, diamo però i riferimenti, e fino al 30 marzo. Fino al 30 marzo, qui in Villa Galvani a Pordenone, in Parco Galvani, per cui siamo anche in un bel posto. Adesso comincerà, speriamo che arrivi anche la primavera, per cui sarà bello. Sono una cinquantina più di foto, sono tutte molto belle, non ne scarterei una, sono proprio belle. Utile ricordare anche, se andate a Pordenone in treno è a pochi minuti a piedi dalla strada, non avete neanche bisogno di prendere autobus o taxi, a piedi. Sì. Prendete, si Poco passa più di lì per 5 il minuti. parcheggio e si arriva veramente in pochissimi minuti. Sì, certo. E quindi è molto pratico. Allora ringrazio ancora Marco Dabbar, ringrazio tutto lo staff del Palazzo del Fumetto. Grazie e a risentirci presto. Certo, grazie ancora e un saluto. Ciao. Dunque, andiamo a completare un po' il panorama con le ultime notizie. Abbiamo ancora qualche minuto. Se volete approfittarne per entrare in diretta, in collisione telefonica qui col sottoscritto, 02 92 94 7222. Invece per il WhatsApp 340 670 9659. Vediamo cosa dicono le altre agenzie. Il Papa ha un'infezione polimicrobica delle vie respiratorie, quadro clinico complesso, cambiata terapia, la degenza non sarà breve. Questo è il Corriere.it, l'apertura. Nuovo attacco della Russia a Mattarella, le sue parole avranno conseguenze. Europa, Parigi, vertice di crisi ristretto sull'Ucraina, fare di più. Zelensky in Arabia con USA e Russia, no accordi senza Kiev. E poi Trump e il complotto contro l'Europa, le due strategie per dare l'assalto all'euro e nascondere la fragilità USA. L'Italia colpita da una delle più forti ondate polari degli ultimi 20 anni. Quanto durerà questo freddo? E allora vedi, non è solo perché divento vecchio, è proprio freddo che
Oggi è la giornata del gatto, quindi si potrebbe anche dire freddo caldo, ma non è più solo freddo birbone, questo è un freddo che morde, che addenta. Dunque, vediamo se si riesce a capire fino a quanto durerà. Ecco, vediamo quanto dura. Temperatura minima. Ah, niente, bisogna pagare. Qua col Corriere bisogna pagare il soldino. Useremo altri modi. Eh, Hai visto Sveva? Clima di disprezzo contro Cristicchi. Hai visto che queste critiche che vengono portate, secondo me un po' somigliano a quello che ti avevo fatto io, che ti avevo detto io, che è una canzone che sicuramente tocca le corde del sentimento, ma c'è un po' di mammismo, c'è un po' di è anche un po' ricattatoria. Però io te l'avevo detto cioè, eran considerazioni che non toglievano. Io tra l'altro non ho sentito la musica, è una canzone senza musica, le parole comunque non toglievano un valore alla composizione, cioè quello che avevo detto io non toglieva valore alla composizione. Un po' ricattatoria sì, lo trovavo, però francamente adesso, cioè, lo hanno insultato e allora andate, non posso dire dove perché sarebbe una volgarità. No, questo comunque è anche cattiveria. Come al solito Cristicchi parte che originariamente lo consideravano di sinistra, poi le foibe, eccetera. Questo lo posso dire a ragion veduta per quello che ho visto, per le testimonianze. Quando quelli di sinistra ti appioppano il titolo di traditore non ne vieni più fuori, non ne vieni più fuori. Diventano spietati, malvagi, cattivi, feroci, molto tristi se devo essere sincero a vedersi. Non sono delle belle cose. Mattarella non reagisce al nuovo affondo di Zakharova, il sereno silenzio del Quirinale e la Repubblica. L'avete letto voi, tutto va bene. Pensate se ci fosse stato un altro, un leader diverso, esprimere considerazioni così feroci e così pesanti. Chi sono i due, dai, chiudiamola in rosa, chi sono i due concorrenti di Sanremo che hanno fatto sesso nei camerini dell'Ariston? Sveva, ne sai qualcosa? Sui social si mormora che i due avrebbero sfogato la tensione la seconda serata del festival, quella co-condotta da Bianca Baldi, Malgioglio e Frassica. Gli utenti sostengono che dietro le quinte del teatro si sarebbero sentiti strani rumori. La rosa dei sospettati si restringe. Ehi, guardate che fare l'amore non è un peccato! Mamma mia! Se hanno fatto l'amore, cosa c'è? E poi non dite che non fate le verginelle dai candidi manti. A tutti è capitato di fare l'amore magari in posti un po' non ortodossi, che non fosse il materasso o il divano. Mamma mia, o la macchina, su! Che bacchettonismo, Dago Spia, mi stupisce. Basta, chiuso. Allora, c'è la canzone consigliata da Luca, io mi affido io alla cieca e ci sono i ringraziamenti da rivolgere prima di tutto a Sveva, che oggi è anche acciaccata, ci sono i mani. State attenti che gira sta roba qua, sta influenza, quindi state attenti, copritevi. Sono quanto mai paterno, non paternalista e non patriarcale e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà, oltre la pagina. Questa volta vi ringrazio così e a domani.